questa è la prima presentazione di libri che l'Accademia tiene nel 2023 e tra l'altro in un'occasione veramente rimarchevole, ma io di questo non parlo perché la seduta odierna sarà coordinata da Carolina Bruch, però naturalmente non posso non dire che per me, per molti di noi, questo momento è significativo moltissimo, perché ci sono legami personali, istituzionali, amichevoli con Maurizio Poggiolo dell'Arco e con suo fratello Marcello, che è qui presente, che già da soli hanno un significato notevole anche nella vita stessa accademica, quindi insomma un momento importante. E allora mi fa piacere dire che consideriamo che anche per l'Accademia questo è un momento notevole, perché come probabilmente tutti sanno, però mi piace lo stesso dirlo, dal 1° gennaio il presidente dell'Accademia Marco Tirelli, che da moltissimo tempo svolge una funzione dirigenziale nell'ambito dell'Accademia, ma ora è lui il presidente, e chi segue l'Accademia sa bene che Tirelli sta dando già da tempo, e ora naturalmente non poco darà, una vera svolta nella vita accademica, sia all'interno dell'Accademia stessa, sia nelle attività e funzioni dell'Accademia nella vita sociale e culturale di Roma e dell'Italia tutta. Ricordiamoci che l'Accademia di San Luca è un'Accademia nazionale, e questo è un significato. Alcuni di noi, e anche io che vi sto parlando adesso, siamo entrati nella dinamica della vita accademica proprio incamminandoci così sul cammino che già il precedente presidente, il maestro Paolo Icaro, una personalità cui l'Accademia deve molto, già ha tracciato e che Marco Tirelli adesso sta costruendo. Abbiamo condiviso un impegno che ci fa pensare che l'Accademia Nazionale di San Luca stia davvero riproponendosi secondo la sua essenza, la sua sostanza, in un modo che ci auguriamo possa essere molto incisivo e anche molto condiviso dalle forze culturali e creative soprattutto, perché ricordiamoci che l'Accademia Nazionale di San Luca, l'Accademia di San Luca è l'Accademia degli artisti, e non è soltanto cioè un centro di studi, di ricerca, di dibattito culturale, ma è la casa degli artisti, e questo è il punto cruciale su cui nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci saranno dati consistenti. Maurizio Poggiolo dell'Arco è stato un esempio memorabile di un tipo di storico dell'arte che è nello stesso tempo un vero Giano Bifronte, cioè uno storico dell'antico, ed è un critico partecipe della dinamica della creatività contemporanea, sia in veste di storico, seguendo una lezione arganiana in qualche modo, sia in veste di militante, come un tempo si usava dire e come forse si può dire ancora. Quindi l'omaggio che ora verrà reso a Maurizio Poggiolo è un omaggio che è reso alla nostra stessa intima sostanza di operatori, diciamo, delle belle arti, un termine che mi è sempre tanto piaciuto e che ora mi sembra che ritorni così bello, così vivido. Quindi cari amici, io penso e spero che per tutti noi, per tutti voi sia un momento significativo. Tra l'altro, tra le novità che l'Accademia
ha dato a se stessa e con cui si sta riorganizzando, c'è un potenziamento di quell'ufficio, chiamiamolo così, che è il segretariato dell'Accademia. Lo statuto accademico da sempre prevede che questo ufficio, chiamiamolo così, anche se il termine è un po' riduttivo, non sia concentrato in una sola persona, ma in realtà lo statuto accademico prevede 4 figure che esercitano l'attività di segretario generale in diversi modi e con diverse funzioni, ma tutte convergenti verso un unico obiettivo. Ebbene, questo tipo di assetto, pur prescritto dallo statuto accademico, in realtà da tantissimo tempo l'Accademia non lo aveva. Ce l'ha adesso a partire dal 1° gennaio 2023, per cui non c'è soltanto un segretario generale, che in questo momento sono io, ma ci sono altri 3 colleghi che hanno sostanzialmente la stessa qualificazione e svolgeranno un incarico di propulsione che ci auguriamo interessante e significativo. Il vice segretario generale dell'Accademia è Carolina Bruch, e quindi il fatto che sia lei adesso a assumere la direzione di questo incontro, il coordinamento di questo incontro, ha un significato ulteriore. Quindi io non dico nulla nello specifico, se non rivolgo un pensiero molto affettuoso a Maurizio, di cui sono stato e sono amico, e quindi sono contento che questa amicizia si possa onorare in tanti modi, tra cui questo pomeriggio. Quindi ora Carolina prenderà il suo posto e darà il via alla presentazione del libro. Buon anno a tutti. Come ha già detto Claudio Strinati, è un'occasione simbolica importante quella di ricordare con questo bel libro, con questo volume, la figura di Maurizio Fagiolo dell'Arco, proprio nel ventennale della sua scomparsa, perché oltre ad essere un accademico, appunto, ha rappresentato, come ha detto bene Claudio, la doppia vocazione dell'Accademia, quella di guardare all'antico e di guardare alla propria contemporaneità, impegnandosi proprio nella militanza critica, che questo volume ha il merito di ricostruire, di rimettere insieme, creando una sorta di fil rouge di quegli anni che vanno dal 1964 al 1980, che appunto Fabio Belloni ha riunito insieme. Sono una fase della sua vita storico dell'arte e di critico, ma è una fase importante perché sicuramente ha gettato luce anche poi sui suoi studi ulteriori, o quantomeno il metodo storico sicuramente ha aiutato a leggere il suo presente, quella contemporaneità di quegli anni, e ha aiutato anche quell'analisi poi a essere declinata nei suoi studi successivi. Maurizio Fagiolo dell'Arco in Accademia appunto ha rappresentato bene, come dicevo, questa doppia vocazione e dato luogo anche a dei progetti espositivi importanti. Per esempio nel 1984 è stata realizzata, in anni in cui peraltro l'Accademia di San Luca non organizzava molte mostre, adesso sta un po' cambiando questo tipo di attività, anzi è incrementata moltissimo già dagli anni di presidenza di Gianni Dessì, poi con Cellini, con Paolo Icaro e ancora di più sarà con Marco Tirelli. Però ecco, quello che volevo dire appunto nell'84 mostre importanti come quella dedicata ad Alberto Ziveri, le incisioni del 1926-1983, scaturisce dai suoi studi e dai suoi cataloghi. Ancora nel 1986 la mostra dedicata a Guglielmo Lianni, dipinti dal 1927 al 1937,
scaturisce da altre sue pubblicazioni, che era quel caso con Valerio Rivosecchi, con Trombadori e con molti altri, fino al 1997 con la mostra dedicata a Cesarina Gualino, musa, mecenate, pittrice, Cesarina Gualino e i suoi amici, con moltissimi interventi in catalogo, curata appunto da Maurizio Fagiolo dell'Arco insieme a Beatrice Martoni. Ma prima di cedere la parola alle relatrici, che con molta più competenza tracceranno il profilo di Fagiolo dell'Arco, mi preme dire che questo libro è stato promosso, finanziato in parte tra le istituzioni finanziate dall'Accademia di San Luca, già dagli anni su iniziativa degli anni della presidenza di Gianni Lessì, e quindi Belloni in questo momento anche dà una prospettiva diversa alle attività dell'Accademia. Non a caso recentemente si sono concluse anche le giornate di studio dedicate a Germano Celant, figura che con Maurizio Fagiolo dell'Arco proprio negli anni di questa sua militanza critica ha avuto uno stretto rapporto, e anche se poi purtroppo si è concretizzato in pochissime, anzi in una sola occasione di lavoro, però dal punto di vista critico è stato un rapporto intenso. E per finire mi preme ricordare che due importanti accademici qui adesso mi vengono in mente presenti, che sono Claudio Verna, con cui peraltro Belloni ha cominciato anche a guardare a questo mondo di artisti romani e che appunto che ha avuto una stretta amicizia con Maurizio Fagiolo e che ha dedicato parole importanti alla sua opera, e anche al nostro presidente uscente Paolo Icaro, che ha presentato nel famoso 1966 una mostra personale di Icaro, la seconda mostra personale di Icaro a Bologna, alla Galleria 2000, anche intercettando dei filoni che poi lui avrebbe continuato nella dimensione ludica, nella dimensione anche di spazialismo tentacolare, come lo chiama Fagiolo dell'Arco. Appunto già in quel momento ha presentato degli artisti nascenti che poi oggi, non a caso, sono delle persone, delle figure importanti della nostra Accademia, e quindi come tutto ritorna a distanza di tempo. Le presento le due relatrici che seguiranno, che sono Maria Grazia Messina. Il primo intervento sarà di Maria Grazia Messina, che ha insegnato storia dell'arte contemporanea nelle università di Macerata, Venezia e Firenze. Ha presieduto la CUNSTA, la Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell'Arte, ed è stata membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Si è occupata soprattutto di nessi fra arte, critica e letteratura nel periodo fra l'impressionismo e le avanguardie, con saggi su Monet, Cézanne, Gauguin, Cubisti, Picasso, su De Chirico, Sironi fino ad Alighiero Boetti. Ha curato diverse mostre, e tra le più recenti ricordiamo quella del 2019, Gesù l'Otro, il primitivismo nella scultura del Novecento, le terme di Diocleziano di Roma, e l'altra del 2021 dedicata a Carla Carti, con testi al Museo del Novecento di Milano. Seguirà Laura Cherubini, che è stata allieva e ha studiato con Giulio Carlo Argan e Maurizio Fagiolo dell'Arco, e si è laureata poi con Maurizio Calvesi, docente all'Accademia di Brera di Milano, collabora a Flash Art Italia e International, responsabile dal 2005-2007 del settore arte contemporanea Istituto Nazionale per la Grafica. Dal 2011-2017 è stata vicepresidente del MADRE di Napoli, direttore del 2019-2020 del MAT di Termoli e curatrice del padiglione italiano alla Biennale di Venezia del 90 e di numerose altre mostre in istituzioni italiane e internazionali. Ha pubblicato diverse monografie su artisti di generazioni varie, tra cui Accardi, appunto Spalletti, Pivi, e fa parte degli archivi Angeli, Boetti, Marotta, Mauri e Schifano, e Catalano, di cui è anche il direttore artistico. È nel comitato scientifico del MAT e della Quadriennale di Roma.
Roma, dirige Art per la Fondazione Ducci e dirige la collana Le chiavi dell'arte per Marinotti Edizioni, con cui ha pubblicato Controcorrente, I grandi solitari dell'arte italiana, Boetti, De Dominicis, Fabro, Mauri, Pisani, Marisa Merz nel 2020. Alla fine di queste due presentazioni, naturalmente sarà il curatore del volume, Fabio Belloni, che ci darà il suo contributo finale e ci racconterà del libro, e poi se ci saranno eventualmente delle domande, delle richieste, si verranno rivolte a Fabio alla fine. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi in questa situazione che ci vede, molti sono amici, molti si conoscono, molti hanno condiviso con Maurizio Fagiolo dei momenti importanti. Ecco, io l'ho conosciuto da studentessa dei corsi di Argan, dal 66 in poi, e devo subito dire, forse mettiamo subito all'inizio da parte l'aneddotico, però diamogli soltanto qualche riferimento. Quello che posso ricordare è la sua grande curiosità e generosità intellettuale, per cui neolaureata si adoperò per pubblicare la mia tesi di laurea, cosa che poi non andò in porto per una questione di diritti, anche se poi l'argomento non era propriamente nelle sue corde, cioè l'architettura del modernismo, Adolf Loos, l'argomento su cui mi seguì invece inizialmente Marcello Fagiolo. E d'altra parte questa generosità, questa curiosità, ma anche questi tratti di insofferenza, di intolleranza, anche di suscettibilità, che portarono fra di noi poi a dei forti fraintendimenti e a una sorta di allontanamento, per cui io non feci mai parte, perché più o meno coetanea, di quel giro di collaboratori che furono invece così vivaci e così accanto a Maurizio nel suo studio laboratorio evocato da Belloni degli anni 70 nelle sedi di Via Urbana e di Piazza Rondanini. Quindi posso dare anche una testimonianza di una persona partecipe, ma anche forse un po' più distaccata, un po' più estranea, anche se poi diciamo il dissidio con Maurizio venne poi naturalmente a chiarirsi e a ricomporsi. Abbiamo avuto anche delle occasioni poi di lavoro condiviso. Che cosa mi ha colpito soprattutto dell'insegnamento? Dico queste cose per aprire al libro di Fabio, perché poi di quello che dobbiamo parlare, non è che devo qui parlare del mio rapporto con Fagiolo, però queste 2 o 3 notazioni mi sono necessarie. Che cosa mi colpì negli anni '80, quando ho cominciato a mia volta una carriera di ricerca e poi di docenza, dell'esempio di Maurizio Fagiolo? Soprattutto la sua modalità. Eravamo tutti allievi di Argan, quindi io specialmente ero molto attenta al dettato di Argan, della Kulturgeschichte, della storia delle idee, delle discussioni sui metodi. Quello che mi colpì moltissimo era la capacità invece di mettere artisti ed opere in contesto, in relazione, di creare questi cortocircuiti a volte lampanti per evidenze di interessi e di condivisi fra aree che magari non sembravano così compatibili. E tutto questo svolto soprattutto con un lavoro attentissimo alle fonti, ma soprattutto alle fonti visive. Cioè questo mi colpì moltissimo, il lavorare sulle immagini, sugli apparati illustrativi delle fonti che risultavano avere la stessa pregnanza, la stessa evidenza e flagranza proprio delle fonti scritte. Un metodo questo che poi venne proseguito e ulteriormente svolto da Paolo Fossati. Credo che su questo siamo stati molto vicini, infatti questo libro ne porta anche in luce una solidarietà abbastanza precoce fin dalla fine degli anni 60. Riguardo al tema del Maurizio Fagiolo critico militante, che è proprio il soggetto dell'antologia dei testi curata qui da Belloni e dal suo studio introduttivo, direi che in quel momento della frequentazione mia più stretta dell'area di Argan, prima come allieva e poi come ricercatrice scorso anni 60-70, me ne è venuto
ben poco, cioè non so se sia stata una mia esperienza puramente individuale, personale, però in quella cerchia il contemporaneo, l'andare in giro per gallerie, il frequentare e contattare gli artisti, era un po' come un coinvolgimento, una passione individuale, cioè non c'era quella ricaduta e riscontro nell'attività propriamente universitaria, di istituto, accademica, fra virgolette, come sarà poi negli anni, diciamo, immediatamente successivi, per esempio con Nello Ponente. Cioè veramente lì si lavorava sulla storia e la storia era l'imperativo fondamentale. C'era ancora una di divario, di divergenza fra curare il lavoro sulle avanguardie storiche, eccetera, per occuparsi invece in maniera effettivamente coinvolta di quello che andava accadendo. Questo come premessa. Cosa mi ha invece particolarmente colpito ed aiutato a capire meglio anche quegli anni nel libro di Fabio Belloni? Prima di tutto il libro di Belloni è svolto con la sua consueta e ogni volta più affinata acribia filologica e con questa sua capacità di sviluppare da un dettaglio, quasi un punctum alla Barthes, tutta una rete di nessi, di relazioni, di circuiti culturali che vengono effettivamente a mettere sempre più fortemente in luce e in contesto l'operato di un critico e storico come Fagiolo. La capacità proprio di sviluppare al massimo quella che è l'attitudine del lavoro sul paradigma indiziario, di cui ci ha già parlato Ginsburg, cioè da un piccolo indizio saper scavare in profondità oppure diramare in estensione e trovare tutta una rete di nessi vie più illuminanti. Quindi è proprio una metodologia quanto mai fertile. Basti pensare alle note con cui lui correda questa antologia degli scritti di Fagiolo. Sono note secche, essenziali, ma che rimandano a tutti i testi man mano che Fagiolo li cita nel corso dei suoi scritti, che potevano essere le sue fonti, cioè i testi che effettivamente Fagiolo al momento di scrivere quella recensione o quell'articolo o quel saggio poteva avere sulla scrivania e potevano poi conseguentemente essere nella sua biblioteca, essere da lui compuzzati e commentati. Questo per esempio è un lavoro di estremo interesse, cioè accostare proprio il lavoro di uno storico pensando alle fonti immediate di cui egli poteva disporre al momento. Bene, questa metodologia interpretativa di Belloni, che quindi porta effettivamente allo scavo, ma con grande sensibilità e grande intelligenza e apertura, e oltretutto diciamo corredata anche da una capacità critica forte, cioè non si scade mai nella geografia, anzi si mantiene sempre il distacco di chi lavora ormai dal punto di vista di una generazione già giovane, molto più distaccata e quindi con una capacità di denudare anche gli scritti o la persona di cui si sta parlando, in volte in maniera anche pietosa, a volte anche con qualche nota di ironia un po' caustica sotto le righe che si può notare leggendo i testi, e questo rende questi testi ancora più coinvolgenti, ancora più interessanti. Allora, naturalmente, cos'è che mi ha coinvolto di più in questa ricostruzione, specialmente nel saggio introduttivo di Belloni? Il rapporto Argan-Fagiolo. Ed è questo evidentemente su cui probabilmente io andavo a parare in questa presentazione. Allora, è troppo facile questo, infatti già questo paradigma già Belloni lo demolisce bene, mettere a confronto due personalità che sembrano così antiteticamente diverse, cioè l'Argan freddo, raziocinante, estremamente distaccato, e un Fagiolo più giovane, chiaramente più impulsivo, più passionalmente coinvolto. O mettere a confronto una metodologia, quella di Argan, basata appunto proprio sulla cultura
Geschichte, la storia delle idee, la messa in contesto in un quadro epistemologico vasto delle opere e delle ricerche artistiche di cui parlava, mentre invece abbiamo un Fagiolo direttamente coinvolto nelle opere da presso e appunto in questa ricerca anche dei dettagli tali da poter poi essere interessanti per ricostruire dei contesti. Allora, queste sono veramente delle contrapposizioni assolutamente stereotipe che vanno demolite, perché tutti noi allievi di Argan possiamo testimoniare quanto l'apparente freddezza di Argan fosse invece animata proprio da una sorta di implosiva passionalità. Dalla sua stessa maniera dialettica del ragionamento era proprio animata da una sorta di pathos che ci comunicava nelle sue lezioni, per questo poi vincevano a quel modo, e nello stesso tempo i suoi apparenti ragionamenti astratti. Una cosa, scusate, perché io devo dire, ho sofferto molto perché ho insegnato per 18 anni a Firenze, piena scuola lunghiana, quindi veramente mi veniva sempre un po' rimproverato questo fatto di avere un maestro che lavorava unicamente sulle disquisizioni teoriche e non guardava le opere. Invece i ragionamenti di Argan partivano da una disamina strettissima delle opere, cioè una capacità di lettura puro visibilista portata allo spasimo quasi. Quindi queste due personalità, maestro allievo, Argan e Fagiolo, avevano tanto in comune anche da un punto di vista caratteriale e soprattutto poi metodologico. E una cosa che mi balza subito all'attenzione, anche grazie all'analisi stretta che Belloni ha fatto delle modalità di scrittura di Maurizio Fagiolo, che è molto interessante questo suo contributo, è un paragrafo gli è dedicato in maniera esplicita. Cioè ogni saggio di Argan, ma insieme a ogni saggio di Fagiolo o semplicemente recensione articolo, è sempre una sorta di dichiarazione dimostrativa. Cioè entrambi procedono scrivendo per brevi paragrafi oppure semplicemente frasi brevi, sintetiche, che hanno un valore apodittico, sono effettivamente in se stesse tassative, definitive, come di sorta di sentenze. Frasi sentenze, cioè non c'è quasi mai l'uso di subordinate, non c'è quasi mai l'uso delle proposizioni relative, non si tratta di una maniera di scrivere argomentando in maniera tale che il tuo pensiero man mano si sbroglia, si districa, si chiarisce a te stesso fino ad arrivare all'illuminazione finale. Per fare un confronto all'epoca possiamo dire la modalità di scrivere di un Crisponti. Assolutamente no. Qui tutto quello che viene detto e enunciato è già assolutamente presente e lampante nel momento stesso della scrittura. Quindi delle frasi estremamente lineari, soggetto, verbo, oggetto, soggetto, predicato verbale, e lì tutto è detto. Quindi questo mi ha molto colpito, già questa modalità di argomentazione per scrittura è molto simile. I temi, allora sì, anche questo è una cosa che viene messa ben in luce nello scritto di Belloni, cioè viene ricordato come una frase stessa di Fagiolo che diceva Argan mi aveva definito come in un certo senso esponente di una sorta di eclettismo, no? Eclettismo critico. E ricorda anche una di quelle frasi ironiche un po' pungenti che erano proprie insomma dell'attrezzatura di Maurizio, cioè il dire Argan mi riprendeva sul fatto che io lavorassi sul futurismo, ma ancora soprattutto su Balla all'interno dei futuristi, perché ancora Bocciò, ma su Balla, o che amassi appunto De Chirico o Dada, Picabia, Man Ray, cioè tutti quei soggetti di Argan chiaramente sappiamo non frequentava molto e trascurava. A mio avviso Fagiolo si è proprio cimentato, io penso anche volontariamente, non solo inconsapevolmente, non solo per spirito di provocazione, ad applicare a questi soggetti che Argan aveva un po' trascurato,
volte quasi sembrava in maniera affettata, quasi un po' disprezzare, ad applicare a questi temi la stessa strumentazione critica che Argan aveva condotto nei suoi studi, soprattutto degli anni 60. Cioè affronta Man Ray, Picabia, Balla con quella modalità di approccio che avrebbe avuto Argan se si fosse occupato in prima persona di questi argomenti. Mi ha colpito, per esempio, vi faccio un esempio, uno scritto, l'unico vero che Fagiolo dedica al fenomeno arte povera, ai suoi albori, e quando è abbastanza sodale, no? Con Celant, ed è uno scritto apparso sulla seconda, immagino, la seconda mostra dell'arte povera, Galleria dei Foscherari, a Bologna, siamo primavera 68 nel bollettino dei Foscherari. Lo scritto è quello del cattivo selvaggio, che ritroviamo, l'arte del cattivo selvaggio, sarebbe l'artista poverista, e Fagiolo, con la sua tassatività, questa capacità di sentenza dimostrativa che lo contraddistingue, diceva: ora è crollato il concetto assoluto di bello, possiamo soltanto ricorrere al giudizio relativo della tecnica, in corsivo. La svolta dell'arte ultima è collegata proprio al problema della tecnica. Questa è una frase di Argan, assolutamente arganiana, cioè proprio in questo stesso giro di anni 68 e 69 Argan si occupava del rapporto fra l'artistico e l'estetico, fondando proprio sulla tecnica la modalità di un approccio tramite la tecnica, la differenza fra queste due categorie. Quindi c'è effettivamente un imprinting in comune molto molto forte, e questo lo vorrei sottolineare proprio per indicare come l'insegnamento di Argan sia stato effettivamente maieutico nel dar poi abito, seguito, esito a personalità critiche che sembravano essere tutto esattamente il suo contrario, ma che effettivamente ne avevano introiettato anche i principi importanti dell'argomentario. Altri temi che mi hanno colpito in questo testo, ma che poi penso forse anche Laura riprenderà, sono il tema di Maurizio Fagiolo, autore editore, cioè la sua modalità di impaginazione dei testi. Questo appunto è un altro elemento di quelli che fortissimamente colpiva nei suoi scritti, nel mio caso particolare dagli anni '80, soprattutto la serie di quaderni dedicata a De Chirico, e quindi trattare una singola pagina testuale come una sorta invece di ipertesto, con uguale valore dato al testo scritto, alle fonti illustrative, con didascalie altrettanto lunghe ed esplicative, lunghi inserti di citazioni o di antologie di testi inseriti, cioè questa multiversalità della pagina stampata, e il fatto che i suoi cataloghi, più che cataloghi, sono dei veri e propri dossier. E in questo senso è stato estremamente utile in questa antologia aver di nuovo presente il fondamentale catalogo articolato per punti, paragrafi, dedicato a Paolini nel 1976. Oltre a questo ci sono certamente degli elementi inediti molto interessanti nel corpo delle note, perché come sempre nei libri di Belloni le note vanno compulsate con lo stesso interesse, anzi forse di più, quasi a volte dei testi, perché sono una miniera di spunti, e cioè anche che ti illuminano un po' su certi contesti. Per esempio il fatto che Fagiolo, dopo aver dedicato questo importante lavoro a Balla ai primi anni 60, pensasse a un testo sulle teorie, sulle idee
temi portanti del futurismo per l'Einaudi in accordo con Paolo Fossati, e che ci sia Belloni ha ripescato proprio un carteggio relativo nell'archivio Einaudi su questo. È un progetto che viene discusso per 2 anni fra 67 e 69 e poi improvvisamente cade. Doveva essere un po' il commento agli archivi del futurismo, che era semplicemente un'antologia, diciamo anche se preziosissima, di testi pubblicata precedentemente dalla Maria Teresa Fiori della Drumming-Millo, e non se ne fece niente. Ma perché? Ma non lo so, io penso anche, forse bisogna farsi anche un po' queste domande, no? Io penso anche probabilmente perché questo argomento del futurismo cominciava ad essere, a parte gli scritti fondamentali di Maurizio Gargesi nelle 2 avanguardie, ma cominciava ad essere anche un po' abusato dall'area Crisполdi. Nel 69 peraltro, no, esce il primo libro espressamente dedicato ad Enrico Crisполdi al futurismo, come le macchine futuriste, eccetera. Penso che ci fosse questo. Un altro elemento che mi ha colpito è la progressiva disaffezione riguardo al contemporaneo, che man mano Belloni viene a mettere in luce nella sequenza degli scritti di Fagiolo dall'inizio degli anni 70 in poi. Mi ha colpito per il forte parallelismo con Marisa Volpi, di cui sono stata collaboratrice per tanti anni. E certamente in entrambi si gioca qualcosa di molto forte in questa disaffezione, diciamo, fra 72 e 75. Ci sono proprio degli scritti di Marisa Volpi del 72-73 che sembrano anticipare quello scritto dell'archeologia dell'avanguardia di Fagiolo del 75. Proprio questa sorta di allontanamento, ma che viene più o meno camuffato, diciamo, parlando che ormai si tratta del contemporaneo, un'arte di epigoni, in un certo senso tutto è stato detto, tutto è stato fatto, c'è questa proliferazione dei neo e delle mode del rifare, del riproporre, ma io penso che rifugiarsi nell'alveo più sicuro sotto tanti aspetti della storia fosse quasi un portato del dover difendere la propria professione di intellettuale in quegli anni di fortissima messa in questione della figura dell'intellettuale, con tutta una militanza all'attivismo politico e quello che ne seguiva. E quindi un altro aspetto interessante, questo può anche intervenire molto bene Laura, è quello che a me è sembrato già messo in luce da Belloni, che poi viene fuori con frammenti di lettere che Belloni cita, cioè l'idiosincrasia in un certo senso per il modello Achille Bonito Riva, l'idiosincrasia per questo critico che vuol farsi profeta. Mentre invece è lo storico che ha le armi veramente per leggere una situazione, e questo ancora una volta è anche l'imprinting di Argano. E qui chiudo, rilancio la palla a Laura. Sono state dette già tantissime cose. Microfono. Deve diventare come un semaforo. Sono state dette tantissime cose molto interessanti, tra l'altro appunto io che a 14 anni andavo a sentire le lezioni di Argan, sono anche io allieva di Argan, una che è andata in pensione quando io ero al 3° anno di università. Quindi è chiaro che è fondamentale questo rapporto con Argan di cui si parla nel libro e di cui così bene ha parlato Maria Grazia Messina. Riprendo delle osservazioni perché io sono sempre poco sistematica. Quando Maria Grazia Messina diceva che Argan era accusato di non guardare le opere, mi ricordo una cosa da morire dalle risate che mi raccontò il vecchio Antonio Del Guercio, che quando lui andava a studiare a Palazzo Venezia c'era un vecchio sovrintendente con gli occhiali a fondo di bottiglia che diceva: che stai a leggere?
e lui dice, leggo Argan, era credo uno dei primi libri sull'architettura romanica, leggi Argan, è bravo, è intelligente, è una capoccia, però non sa il mestiere, cioè non guarda le opere. Devo dire che in tanti anni che ho sentito le lezioni di Argan non gli ho mai sentito fare una notazione sui materiali, sui committenti, no. Però lui faceva un corso sulle tecniche, dice un corso sulle tecniche, 68-69, le tecniche artistiche. Io lì ero troppo piccola, però in realtà non ne parlava poco, perché giustamente parlava di storia delle idee, però secondo me anche questo Maurizio ha voluto correggere in qualche modo, cioè Maurizio era sempre più vicino all'opera invece. Però riguardo al fatto che Maria Grazia Messina diceva invece non è vero che non guardava le opere, perché c'era invece questo atteggiamento da puro visibilista. Ecco, mi ricordo che in un piccolo libro verde che si chiama Guida alla storia dell'arte, edito da Sansoni, di Maurizio con la prefazione di Argan, Maurizio scriveva che Argan aveva corretto il metodo formalista in chiave plurivisibilista, lo dice proprio, lo scrive. Quindi poi riguardo è vero che ci stanno tante affinità riguardo alla scrittura, no? E io qua ho visto che c'è tra noi un nostro compagno di strada, un gallerista, Massimo Di Carlo dello Scudo di Verona, che per me ha dato una definizione, infatti l'ho anche citata, meravigliosa della scrittura di Maurizio Fagiolo dell'Arco, una scrittura sincopata, è proprio una scrittura sincopata che risponde a quelle caratteristiche che diceva prima Maria Grazia, cioè ai fini di dimostrazione apodittica. La scrittura è sincopata a quel fine, e questo è verissimo, anche questo. E poi, siccome io sono stata, penso, la più giovane tra le allieve di Maurizio, perché sono stata presa a lavorare come sua assistente in studio con lui, ed è stata la grande fortuna della mia vita, cioè io veramente a Maurizio devo tutto. Mi ha insegnato a lavorare, per me è il mio maestro, il mio riferimento fondamentale. Io però sono stata l'unica allieva di Maurizio che si è dirottata completamente sui contemporanei, e quindi i miei maestri, oltre a Maurizio, oltre ad Argan e a Calvesi, sono stati gli artisti. E Alighiero Boetti mi ha insegnato che bisogna sempre guardare ai progetti non realizzati, cioè lui riteneva che la cosa più importante degli artisti erano i progetti non realizzati, e qua ce ne abbiamo diversi di progetti non realizzati, perché appunto c'è questo progetto che ha appena citato Maria Grazia Messina, di questo progetto sul futurismo. Perché non è stato realizzato? Appunto, Maria Grazia ha avanzato l'ipotesi che ormai questi studi fossero usati e abusati dall'area Crespolti, diciamo così, no? Però ecco, bisogna vedere, però l'idea di un testo sulle idee portanti del futurismo mi sembra fondamentale, ma nel testo iniziale, il testo di Belloni, che introduce a questa pazzesca raccolta di scritti di Maurizio, c'è anche, si riportano anche una quantità enorme di lettere con Germano Celand, dove si parla di un sacco di progetti poi non realizzati. In fondo, appunto, l'unica collaborazione poi è stata quella per il catalogo della prima mostra di Anselmo, rimane quella. Intanto diciamo che anche lì, insomma, Anselmo, cioè vuol dire che Maurizio dell'arte povera ha preso anche il lato forse migliore, diciamo, veramente. Ma anche lì, perché poi non vengono realizzati questi progetti? A volte noi sappiamo, a volte i progetti di artisti, di critici, di curatori non vengono realizzati per ragioni contingenti, mancanza di soldi, non si trova il finanziamento, eccetera.
Però ecco, questa secondo è una domanda che porrò ad Antonella Soldaini, dell'archivio Celant, che viene da noi a Brera. L'abbiamo invitata con il collega Lorenzo Madaro proprio a parlare di Germano, del lavoro critico di Germano. Però per tutta la vita è rimasta fortissima una grandissima stima di Germano Celant per Maurizio, e anche di Ida Gianelli, lo ricordo sempre, tant'è vero che sia Ida che Germano in seguito lo chiamarono in più occasioni. Ida per esempio gli affidò questa meravigliosa mostra alla quale ho collaborato anch'io al catalogo, Sipario, che era questa mostra, ci capirai, Maurizio ci andava a nozze, era una mostra su arte e teatro, quello proprio era, perché lui era sempre interdisciplinare, guardava sempre il rapporto con le altre discipline, ed era una grande mostra su sipari appunto e lavori teatrali di Balla, De Chirico, Savinio, Paolini e Cucchi. E una mostra bellissima che si fece a Rivoli, e mi ricordo, e poi per esempio Germano, quando dirigeva la collana d'arte per Costa e Nolan, fece pubblicare lì a Maurizio un libro bellissimo, un libro sulla metafisica, che io trovo una delle cose più belle in assoluto di Maurizio. Poi ecco, riguardo alle cose dette, anche il parallelismo con Marisa Volpi è molto interessante. Diciamo che ambedue sviluppano negli stessi anni questa quasi insofferenza per il contemporaneo, che effettivamente gli artisti contemporanei cominciano a vederli quasi come epigoni, era proprio questa la parola che usavano tutte e due. Però Marisa Maurizio ricomincia a studiare il futurismo, soprattutto il Negletto, Balla, De Chirico, inventa letteralmente gli studi sulla scuola romana, che proprio non c'erano le basi per quegli studi lì. E invece Marisa ha un altro tipo di rifugio, un altro tipo di risposta. Marisa si rifugia nella scrittura e scrive libri bellissimi, Il maestro della betulla, La casa di via Tolmino, eccetera. E quindi è completamente un altro tipo di reazione, anche perché diciamo che Maurizio in fondo sul contemporaneo a volte ci torna. Cioè, per me l'artista, io con Maurizio, quando sono andata a lavorare da lui proprio ragazzina, sentendomi completamente inadeguata, che avevo compiuto da poco 18 anni, ero appena iscritta all'università con Arganna. La mia professoressa del liceo Tasso, Rosaria D'Angelo, mi aveva portato da lui e gli aveva garantito che io era come se fossi laureata, però io mi sentivo veramente inadeguata, mi sono setacciata tutta la biblioteca di Maurizio sul dadaismo e surrealismo, tornavo in studio la domenica, tornavo dopo cena, mi sono setacciata perché Maurizio stava preparando allora la grande mostra di Picabia alla Gamma di Torino, che poi si è inaugurata nel 1974. Ecco, Maurizio sul contemporaneo c'è tornato, un artista che lo accompagna per tutta la vita. Io con lui ho conosciuto vari artisti, ho conosciuto tra l'altro Claudio Verna, che è qua, Giorgio Grippa, Giulio Paolini, Eliseo Mattiacci. Eliseo venne ad aiutarci a montare la mostra di Marrei, poi lui si metteva sempre a lavorare, quindi tagliò tutte le lastre di metallo, una cosa incredibile. Ma Maurizio, per esempio Paolini lo accompagna tutta la vita. Paolini è un doppio di Maurizio, Paolini è un fil rouge che attraversa tutto il lavoro di Maurizio. Infatti lui su Paolini per esempio ci torna. Per la grande mostra di Giulio Paolini a Villa Medici, Giulio richiede un testo di Maurizio che è un testo bellissimo. Cioè ci sono alcuni artisti del contemporaneo che per lui restano veramente punti fermi. Per esempio, ecco, non l'abbiamo ancora detto, però
qual era una delle ragioni che diciamo Belloni fa un'ipotesi nel testo, una delle ragioni di questa insofferenza che si sviluppa per il contemporaneo è perché comunque Maurizio interessava la pittura. Ecco, questa è l'inaugurazione della mostra di Picabia, Dresser d'Animaux era l'immagine che Maurizio aveva scelto per il manifesto. Questo è con Giulio Paolini, che ci venne a trovare tra l'altro quando montavamo la mostra di Picabia. Maurizio è sempre rimasto con dei punti fermi su alcuni artisti, su alcuni fatti. Per esempio la pittura, quella che viene chiamata pittura analitica, ma per esempio alcuni artisti come Grippa non sono d'accordo su questa definizione, oppure nuova pittura o pittura, cioè quando già lui ha manifestato un'insofferenza per il contemporaneo, ma quando c'è un gruppo di artisti di qualità che torna in modo diverso al quadro, lui si rimette in gioco, no? Fa anche quella mostra che c'ha un titolo bellissimo, scritto tutto attaccato, io non rappresento nulla, io dipingo, a Verona. Ecco, lui lì torna in ballo, perché una delle sue insofferenze probabilmente era che non voleva uscire dal quadro in qualche modo, non voleva uscire dalla pittura. Una grande insofferenza, anche per quello che mi ricordo io che lui diceva in studio eccetera, era per la body art, per l'arte di comportamento, quella roba lì a lui proprio non l'amava sicuramente, mentre appunto quando in qualche modo torna in ballo in un modo nuovo, inedito, la pittura, mi ricordo Claudio Verna diceva perché non la pittura? Perché si possono ripraticare tutti i linguaggi ma non la pittura? E Maurizio lì torna, diciamo, con forza alla militanza. Quindi questo è molto importante. Ora, la chiusura del discorso di Maria Grazia Messina, che vedeva in questa rinuncia un po' alla militanza sul contemporaneo sia di Marisa Volpi che di Maurizio Fagiolo dell'Arco, anche una difesa del proprio ruolo intellettuale nel momento della sua più aspra messa in crisi, dicendo che in fondo tornare alla storia era un rifugio più rassicurante, ma io non credo che loro volevano tornare alla storia, perché appunto quello che Argan ha insegnato a tutti, da Maurizio a me, è che si fa storia facendo critica e si fa critica facendo storia. E credo che questo per Maurizio Fagiolo dell'Arco fosse molto forte. Questo forse è quello che ha sentito di più dell'insegnamento di Argan, cioè non esiste la distinzione dei ruoli per Maurizio, ed ecco perché lui può passare dal barocco ai contemporanei, ai pittori d'Annunziani, all'arte povera, alla scuola romana, De Chirico, e c'è secondo me un artista chiave per capire Maurizio. Una cosa interessante del libro che non abbiamo detto ancora, e questo è interessante, è che il libro raccoglie, ovviamente c'è una selezione, diciamo, degli articoli eccetera, che sono ordinati per gruppi, diciamo così, e si parte proprio con i contemporanei per andare poi all'indietro in qualche modo. Quindi i primi articoli, saggi, scritti, raccolti riguardano i contemporanei, poi c'è la generazione di mezzo, poi c'è appunto una parte sulle grandi mostre eccetera, e poi sulle polemiche. Vabbè, non parliamo delle polemiche perché per me resta mitico un articolo di Maurizio sul Messaggero, una stroncatura di Guttuso pazzesca sul quadro, ricordi Maurizio, sul quadro Il caffè greco. Il titolo era Un caffè lungo e superfluo.
Ecco, Maurizio dice che quel quadro non è né bello né brutto, è un quadro inutile. Cioè, e devo dire, è di una ferocia, ma di una puntualità veramente pazzesca. Quindi sulle polemiche Maurizio ha sempre tenuto duro. E ci sono anche in alcuni articoli, in alcuni punti dove uno non se l'aspetta, escono fuori, diciamo, delle parole molto polemiche. Quello su Guttuso secondo me è il capolavoro di tutte le stroncature mai viste al mondo. È pazzesco. Lui per esempio su quella linea è sempre stato durissimo, perché appunto chiamava Schifano, Franco Angeli eccetera i nuovissimi, per distinguerli dalla nuova figurazione, contro cui lui ha sempre fatto una battaglia, perché la vedeva come un'arte attardata, diciamo, soprattutto come un'arte non problematica, diciamo così. Quindi ecco, Maurizio su certe cose era molto tagliente. Quindi in questo libro noi troviamo appunto, andiamo a ritroso in qualche modo, e questo è interessante perché c'è una cosa, allora, ci sono riportate nel saggio iniziale introduttivo di Belloni, ci sono riportate molte volte le parole di Maurizio, soprattutto vengono anche da interviste fatte con dei critici più giovani. Uno sta qua, è Roberto Lambarelli, l'altro è Ludovico Pratesi. E per esempio nell'intervista a Ludovico lui dice secondo me delle cose molto significative. Erano delle interviste che avevamo fatto. Io l'avevo fatta a Vittorio Rubiu, l'avevo fatta ad Alberto Boatto, a Maracoccia, erano delle interviste che ci avevano chiesto Calvesi e Lasiligato per un grande volume che era il catalogo della mostra Roma 60 a Palazzo delle Esposizioni, sugli anni 60 a Roma. Lui lì spiega, ho lasciato la trincea della militanza, mi sono rifugiato nella storia, ma spiega anche in qualche modo perché. Cioè ci sono delle parole che sono molto significative. Adesso ho messo talmente tanti foglietti che non lo ritroverò mai più secondo me, però ci sono delle parole molto significative perché lui spiega perché all'inizio, sì, aspetta, non so se lo ricordo. Sì, c'è tutto il problema. Sì, fai te perché io già ho messo 2000 foglietti, non ci capisco niente. Alla fine dell'inizio. Sì, ok. Non l'abbiamo ritrovato, comunque vabbè, però cioè, in questa intervista lui dice una cosa interessantissima che giustifica anche la disposizione a ritroso di questo libro. Cioè lui dice: certo che mi sono interessato del barocco perché io in quel momento ero molto vicino ad artisti come Pascali che usavano l'acqua, quindi c'è tutto un legame profondo che lega antico e contemporaneo, e sono sempre i contemporanei che ti portano a riscoprire l'antico. È sempre così. Cioè io nel mio piccolissimo vale anche per me. Quindi Maurizio in quel momento, anche se dopo lo è stato meno, però in quel momento lo dice, in queste interviste lo dice: i miei amici erano gli artisti. Il mio interesse per la festa barocca, con i fuochi artificiali e i giochi d'acqua, risale a un periodo in cui gli artisti che frequentavo, miei coetanei, che si chiamavano Pascali o Cunellis, lavoravano con il fuoco e con l'acqua. Infatti c'è un testo su Cunellis in cui lui dice come Pascali aveva lavorato con l'acqua, no? Cunellis invece tra gli elementi naturali riprende il fuoco. Allora, ecco, quindi
gli artisti contemporanei, la militanza lo porta alla riscoperta dell'antico, e questo è fondamentale, perché deve sempre essere così. E questo, secondo me, giustifica anche questa disposizione che potrebbe in qualche modo apparire bizzarra, se vogliamo, del libro, perché comincia con i saggi dedicati agli artisti più contemporanei. Però quando arriviamo alla parte che è più verso la fine degli artisti storici, noi vediamo che già in tutto il lavoro che Maurizio fece, appunto incredibile, sull'Avanti, che venne giovanissimo chiamato a collaborare da Nello Ponente, il che va veramente a grosso merito di Nello Ponente, avere individuato e come dire, dato un trampolino di lancio a un giovane così di qualità, così motivato, così passionale, come abbiamo già detto, come ha detto giustamente Maria Grazia, perché Maurizio era pieno di passioni nel bene e nel male, no? E comincia a scrivere sull'Avanti. Nel mio piccolo anch'io ho scritto il mio primo articolo sull'Avanti, chiamata dal mio professore, che era anche amico di Maurizio, di letteratura moderna e contemporanea dell'università, che era Walter Pedulla. Mi ha fatto scrivere il primo articolo della mia vita sull'Avanti. Quindi l'Avanti è stato per parecchi anni, per diversi anni in modi diversi, una palestra, diciamo, nelle pagine culturali, eccetera. E Maurizio già lì si cimenta con l'impaginazione, cosa fondamentale che rimarrà per tutta la vita. Maurizio diceva sempre che avrebbe voluto scrivere un libro di storia dell'arte attraverso le immagini, cioè di lettura dei fenomeni attraverso le immagini, che era quello che poi ha sempre cercato di fare. Riprendo un'altra frase di Massimo Di Carlo, che lo chiama l'inventore del minimale. Maurizio è veramente l'inventore del minimale, perché studia, no, tutto quel genere di confronti, di reggesti, di tavole cronologiche, dove il minimale ha un'importanza fondamentale, perché è proprio, si coniuga assolutamente con il testo, non possono andare l'uno senza l'altro. Ecco, e quindi la pagina dell'Avanti paradossalmente gli serve anche per quello. Ma quando noi in questo libro andiamo appunto alla parte degli artisti, diciamo, più storici, diciamo contemporaneo storico, chiamiamolo così, noi vediamo che li anticipa, che non ha cominciato ad occuparsene tardi, ma che già sull'Avanti c'erano tutti, già sulle pagine dell'Avanti c'erano tutti, perché ci sono articoli su Savinio, De Chirico, i futuristi, ci sono tutti, praticamente Scipione, ci sono già tutti. Quindi la sua strada, quella che poi sembrerà a qualcuno forse scombiccherata, perché orientata in direzioni continuamente diverse, come insomma una sorta di sentieri interrotti, invece è legata, è profonda, ha radici profonde ed è molto legata. Allora, tra questi, l'artista che secondo me è una chiave assolutamente per capire Maurizio, che poi è l'artista di cui lui parlava sempre, è Savinio. Savinio scriveva che gli veniva sempre, Savinio considerato il fratello scemo, il fratello povero, il fratello brutto di De Chirico, no? Quello che Maurizio mi diceva sempre che ha avuto successo solo poco tempo prima di morire con questa rappresentazione dell'Armida, dove lui è al Maggio Fiorentino, dove lui è contemporaneamente, dove c'era nella parte del titolo la Callas, una giovanissima Callas, e dove lui è contemporaneamente regista, scenografo, autore dei costumi, eccetera. Viene giù il teatro dagli applausi, è la prima volta in vita sua che ha successo, e dopo poco muore. Quindi Savinio, che è la parte in ombra di De Chirico, no? È l'artista dimenticato, quello che per molti anni non era stato considerato neanche un pittore, era in qualche modo le mie inconnu, quello che Marrei ci scrisse per il catalogo della mostra di Picabia,
e che poi io ho utilizzato nel catalogo di questo omaggio a Maurizio che abbiamo fatto con Beatrice alla Galleria Russo, da Patrizio Russo, che ha avuto questo grande gesto di generosità di fare questa mostra e questo catalogo per Maurizio, che raccoglie veramente lì tanti ricordi sentimentali di tante delle persone che hanno lavorato con lui e sono passate nello studio. Io ci ho intitolato il testo mio perché anche Maurizio in qualche modo è meglio sconosciuto, come lo è stato Picabia, come lo è stato Savinio. Savinio parlava sempre di questa sua polypragmatione, la polypragmatione, cioè la versatilità che gli veniva rimproverata da tutti, perché lui era pittore, ma era anche musicista, ma era anche regista, ma era anche scrittore. Poi che scrittore, anzi poi Savinio nasce proprio con la musica, insomma, allievo di Max Reger, eccetera. Quindi anzi De Chirico comincia a studiarsi Böcklin perché quando accompagnava Savinio alle lezioni di musica lui si studiava i libri su Böcklin mentre aspettava il fratello che uscisse dalle lezioni di musica quando stavano a Monaco. Per cui questo personaggio a cui la versatilità è stata rimproverata come un limite e che invece era la sua grande originalità e la sua grande qualità, Savinio, io credo che Maurizio in Savinio si rivedesse moltissimo. E vorrei finire ricordando proprio questa straordinaria versatilità di Maurizio, e che è forse uno dei motivi per cui noi siamo ancora tutti qua a ricordarlo, ma che forse per tanto tempo non è stato adeguatamente capito per questo. Una cosa che adesso chiedo a Belloni, perché quella veramente è da capire, è se dovremmo un attimo parlare del problema della rinuncia di Maurizio alla cattedra. Quello è un argomento che resta sul tavolo. Magari dopo, se c'è tempo. Va bene, allora naturalmente grazie per prima cosa a chi ha parlato prima di me, e un grazie doppio all'Accademia di San Luca, perché insieme a Massimo Di Carlo della Galleria dello Scudo, che ringrazio ugualmente, ha dato un contributo davvero significativo per la pubblicazione di questo libro. Dunque, questo volume si concentra solo su un aspetto dei molti dell'attività di Maurizio Fagiolo Dell'Arco, quello di critico d'arte militante, esercitato negli anni di gioventù. E nei minuti che ho a disposizione vorrei tentare un affondo su quello che è stato il suo contributo più importante in questo ambito. Mi riferisco a Rapporto 60, le arti oggi in Italia. Il volume è edito da Bolzoni in ben 3.000 copie nell'autunno 1966. Rapporto 60 è importante per almeno un paio di ragioni. È importante nella storia del suo autore perché è il libro che lo impone tra la comunità artistica del tempo, e questo fa tanto più impressione se si pensa che Fagiolo Dell'Arco non aveva ancora 27 anni e solo da un paio era attivo come critico d'arte militante. Ma in secondo ordine, Rapporto 60 è significativo perché è il contributo che ancora mancava nella storiografia artistica italiana. Si tratta infatti della prima indagine in forma di libro dedicata alle esperienze più recenti, dunque le ricerche degli ultimi 5 anni, quelle seguite dalla crisi dell'informale sino all'attualità. Ora, prima ancora di leggere le pagine di Rapporto 60 o anche solo scorrerne l'indice, questo è un libro che colpisce per come è fatto. Fanno spicco la sua veste grafica e anche la confezione materiale. È un oggetto suntuoso, specie per gli standard editoriali del tempo. Ha carta patinata che si alterna a carta uso mano, tante foto a colori e una copertina appositamente pensata, appositamente disegnata da un artista, Getulio Albiani.
Qui stiamo vedendo alcune possibili soluzioni per la copertina disposte dallo stesso Fagiolo dell'Arco e poi subito recepite da Galdiani. Fagiolo dell'Arco infatti ha seguito l'intera gestazione del volume con una cura tutta artigianale. Ha montato testi e immagini in un insieme coeso, ma attentissimo ad alternare i pieni e i vuoti, come pure a distribuire gli argomenti in sezioni, capitoli e paragrafi. Il fatto è che sin dagli inizi Fagiolo dell'Arco si palesa come uno studioso con l'anima dell'editore. Tutti i suoi libri a seguire avrebbero mantenuto questa attenzione per il paratesto e sarebbero nati nello stesso modo, con Fagiolo dell'Arco alla scrivania che ne progetta il menabò, armato di carta, forbici, coccoina e infine si reca in tipografia per aggiustare i cliché. Ora, una cura del genere imprime un'identità visiva molto forte alle sue pubblicazioni e fa immediatamente intendere al lettore la continuità tra l'una e l'altra. Qui stiamo vedendo due libri usciti subito dopo, anzi quasi in simultanea a Rapporto 60, la mastodontica monografia su Bernini, firmata insieme al fratello Marcello, e poi il catalogo su Giacomo Balla in occasione della prima mostra all'Obelisco. Queste sono le uscite che già nella primavera 1967 precisano il triplice ruolo assolto dal giovane Fagiolo dell'Arco: critico militante, studioso dell'arte barocca, storico delle avanguardie. E sono libri che con il loro grande disco ripetuto da una copertina all'altra lasciano intendere qualcosa di molto preciso, che anche se il tema di studio è diverso, comunque la regia rimane sempre la stessa. Torniamo al nostro libro. Le quasi 300 pagine di Rapporto 60 iniziano con un saggio sul contesto italiano, proseguono poi con una trentina di schede su pittori e scultori delle due ultime generazioni e si chiudono con un ancora utilissimo regesto di mostre, libri e riviste affidato a Sandra Pinto, con cui Fagiolo dell'Arco collaborava specialmente agli inizi. Ora, a leggere queste pagine si capisce subito qual è la cifra di Rapporto 60. Si capisce cioè che questo è un libro dalla duplice anima, perché da un lato è mosso da una prima precoce volontà di lettura storica, ma dall'altro è un libro con un punto di vista molto connotato, molto orientato, molto angolato sulle cose e si esprime con giudizi netti. Voglio dire che Fagiolo dell'Arco documentava in termini puntuali il panorama recente, ma nel contempo non era per niente inibito dall'esprimere pareri entusiasti o trancianti su questo o quell'altro artista. Era semplice capire come la pensava, quali erano le sue passioni e quali invece le sue idiosincrasie. Fagiolo dell'Arco difendeva le novità di ispirazioni pop, i linguaggi di ispirazione pop, stava dalla parte di Mario Ceroli, Franco Angeli, Pino Pascali, Piano Festa, amava soprattutto Mario Schifano ed è per questa ragione che oggi sulla copertina del libro pubblicato da Officina Libraria c'è un suo capolavoro del 1965. Per converso Fagiolo dell'Arco mostrava poca simpatia per le ricerche cinetiche e optical, ma ciò che davvero aborriva erano gli artisti, come si accennava prima, di quella che al tempo veniva chiamata nuova figurazione, dunque pittori come Sergio Vacchi o Giannetto Fieschi, che esibivano una vena drammatica ed esistenziale e ai suoi occhi sembravano solo degli stanchi epigoni del surrealismo. Ora, Rapporto 60 era di fatto un'antologia di testi già pubblicati, soprattutto sull'Avanti, quindi il quotidiano socialista, e non è un caso che sia uscito proprio a fine 1966 questo libro, perché dopo 2 anni di lavoro come critico, Fagiolo dell'Arco deve avere sentito raggiunta una prima maturità, così da volerne dare conto subito, con una velocità destinata a rimanere tipica di ogni sua prova. Bisogna anche dire però che quello era il momento migliore per tentare un'operazione del genere, perché la Biennale del 1966 aveva fatto intendere come l'arte pop e quella optical fossero tendenze oramai invecchiate,
per non dire quasi superate, e adesso si stava vivendo un periodo di relativa stasi nell'agenda artistica. In fondo è abbastanza sintomatico di questo clima che subito dopo, in dicembre 1966, esca un altro libro memorabile, Le due avanguardie, con il quale anche Maurizio Calvesi si impegnava a fare il punto sull'inflazione di nomi, mode e tendenze degli ultimi anni. Ora, Fagiolo dell'Arco aveva scritto le pagine di Rapporto 60 conoscendo da vicino quanto era accaduto o stava accadendo, spesso partecipando in prima persona alla definizione degli eventi. La sua attività era quasi frenetica in questi anni, scriveva per l'Avanti, ma anche su tante altre riviste di settore, Mercatrè, Collage, La Botte del Violino e così via. Lo si incontrava alle inaugurazioni, alle discussioni al Caffè Rosati, era sempre in movimento e capitava di vederlo anche a Bologna, a Milano, Torino soprattutto, per presentare collettive e personali in galleria. Con pittori e scultori anche più anziani intratteneva rapporti quotidiani, frequentava gli studi, specialmente gli studi di Capogrossi, di Dorazio, di Pascali, di Schifano. Lui stesso avrebbe raccontato negli anni della maturità quanto importante fosse stare con loro, vederli al lavoro per capire ciò che non sta scritto sui libri e soprattutto più ancora per intendere da vicino la pittura con uno sguardo il più interno possibile. Di questi artisti Fagiolo dell'Arco collezionava le loro opere e con gli artisti fuori Roma si aggiornava tramite fitti scambi epistolari. Qui stiamo vedendo solo due tra le tante lettere che gli scrivono. Paolo Icaro da New York per aggiornarlo sulle sue ultime ricerche, e poi ancora Gianni Colombo che lo ringrazia per il pezzo sull'Avanti. Dunque, Fagiolo dell'Arco amava Schifano, Angeli, Festa, come pure Dorazio, Novelli, Accardi e così via. Questi però sono gli artisti che apprezza ogni critico romano un po' illuminato e al passo con i tempi. Mi riferisco naturalmente a Calvesi, Boatto, Menna, Rubiu, Vivaldi, tutti peraltro molto più anziani di Fagiolo, spesso anche di oltre 10 anni. Allora, qual è la specificità dei contributi di Fagiolo dell'Arco? In che cosa si distinguono le sue pagine e che cosa aggiungono oggi per noi al molto che già sappiamo sull'arte di quel periodo? Direi che le peculiarità sono almeno un paio, e la prima è come sono scritte queste pagine, perché lo si accennava prima, Fagiolo dell'Arco aveva una prosa di tipo particolare, senza troppe chiose e diretta al cuore dei problemi. Ancora oggi la sua scrittura ci appare vivace, ricca di figure retoriche, talvolta addirittura immaginifica. È una scrittura che nei passaggi più riusciti sa di letteratura, e in ciò ha di certo avuto un ruolo essere stato figlio di un importante poeta, Mario dell'Arco, come pure aver frequentato negli anni dell'infanzia i letterati Gadda, Pasolini, Sciascia, che quasi ogni giorno frequentavano la casa di famiglia. E proprio dall'amore per la letteratura dipende quello che è stato il contributo più importante di Fagiolo dell'Arco nell'interpretazione del presente. Perché a inizio 1965 Fagiolo dell'Arco, il giovane Fagiolo dell'Arco, lancia un'etichetta, inizia a parlare di figurazione nuovissima, instaurando un confronto tra il lavoro dell'ultima generazione di artisti, quelli che ho citato prima, e gli esponenti del gruppo 63. Fagiolo dell'Arco identificava una continuità di lavoro tra i letterati e i pittori. I loro erano ambiti diversi che tuttavia avevano in comune il problema del linguaggio. Pittori e scultori gli sembravano usare le immagini con la stessa attitudine sperimentale con cui Sanguinetti, Pagliarani, Giuliani usavano le parole, quindi smontando la sintassi e sovvertendo i nessi logici. Ora, chiaramente nella Roma di metà anni 60 un confronto del genere non poteva dirsi imprevedibile, tutt'altro rappresentava l'apice di un dialogo avviato da tempo, almeno da inizio secolo, e che proprio ora
grazie alle pagine di Fagiolo dell'Arco, però sembrava trovare la sintesi più efficace. Mi avvio a concludere concentrandomi su un ultimo punto. Quando nel settembre 1966 Rapporto 60 esce, quali sono le reazioni? È un libro che passa inosservato o invece è un libro che fa discutere? Beh, a giudicare dall'abbondanza di recensioni sulla stampa, direi che diventa quasi un caso editoriale. Tra chi lo commenta c'è chi dà risalto alla precocità di un critico molto giovane che con quella pubblicazione si stava affermando, si era affermato, anzi come ancora non era riuscito ad altri coetanei. C'è chi poi ancora si capacita a stento che il migliore allievo di Giulio Carlo Organ, come già si iniziava a dire, diverga tanto dai gusti del maestro. E c'è anche chi biasima la prospettiva spiccatamente romanocentrica di un libro del genere, perché in effetti è un libro che vede gli artisti romani in decisa maggioranza. Ora, di sicuro, dopo l'uscita di Rapporto 60, lo status del suo autore cambia. Fagiolo dell'Arco diventa un critico conteso da artisti e galleristi. I colleghi gli propongono collaborazioni, gli si offre l'organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde. Una spia di questo successo ce la dà, mi sembra, una delle riviste più lette del tempo, l'Espresso, o meglio ancora l'Espresso Colore, che a Fagiolo dell'Arco dedica un profilo su quasi un'intera pagina, quello che state vedendo, un profilo ricco di colore giornalistico, ma che lascia intendere la visibilità guadagnata da questo giovane critico all'interno del sistema artistico di metà anni 60, di fine anni 60. Ora, chi soprattutto apprezza il lavoro di Fagiolo dell'Arco, come si accennava prima, è un suo coetaneo, anzi più giovane di un anno, Germano Celant. Celant scrive ben 2 recensioni a Rapporto 60 e soprattutto da allora stabilisce con lui un rapporto umano, oggi ben documentato dalla ventina di lettere vergate tra 1966 e 1969. Sono documenti che informano dell'abbondanza di idee, progetti, inviti, ogni volta lanciati da Germano Celant. Bene, succede che per tutto quel tempo, almeno sulla scena romana, Fagiolo dell'Arco è stato l'interlocutore privilegiato di Celant. In lui Celant vedeva il coetaneo con più esperienza, con un'identità già definita, disinvolto e soprattutto forte dell'appartenenza alla scuola arganiana. Per questo lo interpellava con slancio. Celant gli chiedeva lumi sul futurismo, gli sottoponeva idee in divenire e soprattutto sperava di averlo al fianco nella genesi dell'arte povera, ovvero nella mostra alla Bertesca nel settembre 1967. Ora, di tante proposte, di tanti inviti, ogni volta avanzate da Celant, pochissime sono state quelle effettivamente andate in porto e la presentazione della prima personale, come si diceva prima, di Giovanni Anselmo da Sperone nell'aprile 1968 rimane la più significativa. Ora, per quale ragione c'è stata questa sproporzione tra gli inviti di Celant e il poco davvero fatto poi in concreto? È chiaro che dopo un primo slancio Celant ha capito subito che era necessario condurre in autonomia la partita dell'arte povera, ma è anche vero che a fine decennio, neanche troppo tempo dopo l'uscita di Rapporto 60, qualcosa cambia in Fagiolo dell'Arco, che da allora inizia a tradire segni di progressiva disaffezione verso il proprio mestiere. La mobilitazione sessantottesca, la scomparsa improvvisa e tragica di Pino Pascali, il passaggio in un decennio soffocato dalla politica, ecco, questi sono problemi, è la cronaca, la storia che ha sancito un vero e proprio trauma per un'intera generazione di critici, specialmente romani e specialmente per Fagiolo dell'Arco. Da allora succede che la spinta si attenua e da allora cala l'interesse per gli artisti contemporanei. Ciò che succede dopo, nel caso di Fagiolo dell'Arco, è qualcosa di poco prevedibile.
perché si assiste a un giovane molto affermato che, anziché consolidare la propria posizione, cambia rotta. Adesso Fagiolo dell'Arco sacrifica la militanza per lo studio di carattere più storico, specie per le zone, come si accennava prima, ancora in ombra di inizio Novecento. Il documento che forse più di altro dà conto di questa svolta appare qualche tempo dopo, nel 1975, ed è quello che stiamo vedendo, un articolo sulla rivista Qui Arte Contemporanea intitolato Archeologia dell'avanguardia. Ebbene, in questo articolo, che di fatto è un piccolo saggio, Fagiolo dell'Arco palesa senza filtri il proprio disamore per le ultime esperienze. È una dichiarazione amara, che tuttavia impone attenzione, perché se ne fa carico una figura che aveva seguito dall'interno la stagione più vitale della scena romana e non soltanto romana. Qui inoltre Fagiolo dell'Arco dà conto della sua nuova identità professionale, che adesso mette al centro soprattutto i maestri delle avanguardie di inizio secolo. Anche se con un atteggiamento molto diverso, meno appassionato e sicuramente meno frontale, Fagiolo dell'Arco avrebbe continuato a scrivere per i contemporanei, ancora per qualche anno, ed è per questa ragione che l'antologia pubblicata da Officina Libraria si chiude al 1980. Grazie. Non so se possiamo permettere un paio di domande. Qualcuno ha qualche domanda da rivolgere a Belloni? Io lascerei questo momento. Grazie. Vedete un avviso di volo. No, volevo semplicemente, a parte che parlare di cose anche, cioè il backstage di tutta questa storia di Maurizio Fagiolo, essendo stati insieme, le nostre mogli ci chiamavano i fidanzati, insieme per quasi 40 anni, nello stesso studio, a metà del tempo, negli altri studi, ma sempre con un continuo contatto legato da queste ricerche di Maurizio, che molte volte, ma questo era il meccanismo automatico di questa compagnia, l'idea era sua, la realizzazione era mia, l'idea era mia e lui contribuiva alla realizzazione. Quindi c'era, scusate, un rapporto totalmente paritetico, nel senso che io come architetto e come fotografo e lui come storico dell'arte avevamo tutte e due bisogno uno dell'altro. Poi c'è una storia parallela a questo libro eccezionale che io considero, perché raccoglie in poche pagine un immenso lavoro di ricerca, con molte foto che poi forse sono del mio archivio, non lo so, ma l'ho viste. È semplicemente che c'è un dietro le quinte quasi di ogni articolo, quasi di ogni libro, sicuramente di qualche libro, e dietro ogni mostre fondamentali che ha avuto successo, ma ci sono stati anche attacchi feroci. Io una volta mi dissero che volevano il ministro della cultura voleva la mia testa, un altro ci ha sbertulato e avevamo deciso di non aprire una grande mostra che era quella di Roma 48-59, che poi è stato un successo eccezionale, e con Maurizio una sera diceva basta, non apriamo la mostra, stacchiamo i contatori, andiamo a casa imprese e tutto quanto. E poi parlando però ci piaceva talmente tanto quello che avevamo trovato che ci siamo cascati dentro proprio come pere nella tavola e abbiamo proseguito e abbiamo inaugurato. Io e lui l'abbiamo inaugurato, io l'ho chiusa. Nel frattempo ha avuto il cattivo gusto di morire, cosa che per me è ancora senza tristezza, come sapete bene in questi casi brutti la tristezza si cura, passa, dolore no.
e tuttora, ogni volta che ho un'idea che presumo brillante, magari non pensata come altre, però la prima cosa mi viene in mente di parlarne con lui, come lui, decine di volte, tante cose che ho letto, tutto il regesto del curriculum di Belloni sul libro, e ogni volta io ricordo che c'era una seduta a studio o una seduta in macchina o andare a fare qualche zingarata da qualche parte, le abbiamo fatte tutte, nessuna esclusa, o un viaggio apposta per studiare un quadro lui e io vedere un'architettura io, o viceversa. La gioia sua del mio archivio fotografico di poterlo sfogliare, vedere i provini era una cosa di un divertimento assoluto. Il fatto stesso che lo studio Mettemago, il mio studio, c'era dentro contemporaneamente, attenzione che qui fischia proprio l'acqua bolle, Maurizio Faggiolo, Marcello Faggiolo, Maria Luisa Madonna, per un tempo Laura Cherubini, no, ma ragazzina fondamentale, Maurizio Marini, che ha dato una svolta nella sua giovanissima età al discorso del Caravaggio, a una riflessione sul Caravaggio, come Paolo Portoghesi bazzicava lo studio, è stato mio professore addirittura, e poi siamo diventati amicissimi, ma sulla guida del Turing, quella rossa di Roma, c'è ancora scritto: purtroppo la chiesa è rimaneggiata in forma barocca, perché ci vuole ancora la chiesina romanica pulita, silenziosa, quindi pure Bernini non andava bene. Sul Turing dico, Paolo Portoghesi il primo giorno del primo anno, io avevo fatto prima ingegneria di architettura, mi ordinò un saggio da fare come esame sull'architettura barocca, e poi dopo che succedeva? Si consegnava questo albumone, foto e testi, e poi quando andava a dare l'esame ti facevano un orale e poi ti ridavano il malocco, quello che avevi portato. Fatto sta che il mio malocco era stato frutto scarso, alleggerito da tutte le foto migliori del barocco da qualcuno. E allora andai da Paolo e gli dissi: professore, però hanno rovinato, insomma, se l'è fregata lui. Allora gli ho detto: scusi professore, mi faccia una lista. Da questa lista, Nina scritta sui provini e tutto quanto, sono usciti fuori Borromini, Bernini, Ortà, Victor Ortà, tutte le cose che abbiamo fatto insieme con Paolo Portoghesi, con Maurizio Faggiolo, con Marcello Faggiolo. Quindi questa base, questa doppia vita, non è che vado davanti alle scuole e faccio così, ho una doppia vita, uno di fotografo e uno di architetto. Quindi è servita moltissimo a documentare, e quando abbiamo preso la via, anzi la brutta via, lui è diventato, ora diremmo cocoinomane, perché se non c'era il barattolino col bucio non lavorava, e quindi è stato un precursore del cocoinomane, insomma, cocoinomane nel vero senso del termine. Ecco, era un mondo di allegria. Su un tavolo c'avevi uno che c'aveva Caravaggio, il Marini che ti buttava davanti delle foto senza dirti che c'era, se non lo sapevi Maurizio intanto travestava, perché allora si usava che tu scrivevi un articolo ma poi lo rivetti, la mettevi così e intanto correggevi a mano il testo. Io ancora cerco di mettere il mio computer così, ma non ci riesce da parte, è una bestiaccia. I nastri delle cose girate con la punta della matita freneticamente, perché le rivettine si inceppavano sempre. Però era un circo equestre, come dire, lo stesso backstage di un circo equestre, quando la mattina danno la mangiare, il trapezzista porta l'elefante, quell'altro la vallone gli fa la spugna perché tanto so pure camicia, è un domatore, capito? Quindi era una follia. Come al solito da queste grandi follie, poi è uscito la Ciccia, è uscito l'Ebre in Toscana, cioè
è uscita della roba fondamentale per la cultura italiana di quegli anni. Merito di tutti, è stata la contemporaneità fra Maurizio Campesi, Mario Manieri Elia, Paolo Portoghesi, Carlo Neules. Abbiamo fatto quel librone, io ho fatto la fotografia, lui ha fatto i testi su Pietro Cortona e la chiesa di Santa Martina. Insomma, le giornate, come dicevo prima a un altro amico, erano da 48 ore che niente da fare, se no non si spiega come siamo riusciti a fare questa roba. E veramente c'era un'altra cosa. E contemporaneamente c'era poi tutta la vita privata. Cioè, oggi abbiamo parlato di Maurizio con estrema cultura e con estremo affetto, ma come uomo c'è da scrivere altri 3 libri. C'è stata una girandola di vite private incredibili, tra le mie, le sue, altra gente che sappiamo, altra gente che sappiamo. Quindi non si sa come ci siamo usciti. Ora l'unica cosa che rimane è il lavoro prodotto da Marcello, da Maurizio, dallo stesso Maurizio Marini, da Maurizio Caldesi. Quello rimane. Il fatto che non ci si possa più rivolgere o fare una zingarata, o andare a mangiare bene, o andare a mangiare male, insieme quello mi manca. Questo. E credo che appunto un'opera come questa di Belloni sia un bel punto fermo finalmente. E poi invece quello che è un po' il backstage di questa storia, in parte l'ho scritto in un libro mio, in parte uscirà un altro libro che riguarda proprio questo microclima che si era formato a via Pietro da Cortona, dove stavamo sulle scalette dove piange il bambino di Sica, in là delle biciclette, e ci mandavamo le cartoline quando partivamo. Io mettevo via Maurizio di Polo 13 e Pietro da Cortona come nome, quindi, eppure a posta arrivava, perché allora funzionava, non c'erano le mail, però c'erano dei bustini che erano dei fulmini, e quindi sono tutte viste da lontano. Poi o cadi nel reducismo, che se ne può più, era tanto buono, si direbbe a Roma, tutti sono buoni dopo. No, non era buono, era intelligente, era umano. Lui parlava di palle e di delirio agli operai che gli stavano rifacendo la casa, e poi un operaio tanto preso da queste lezioni serali che poi ogni settimana trovava un chirico sulla bancarella o un balla, e Maurizio con molta gentilezza diceva che era giusta l'individuazione, però forse non è proprio balla, roba che l'ha buttata dalla finestra su, ma non gli ha mai offeso. Questo ancora mi telefona, mi dice: sai che ho trovato un quadro che a Maurizio gli sarebbe piaciuto. Dico: beh, io non me ne intendo, per evitare che venga a Roma a portarmi una crosta. Ma comunque, dettoccio, come si diceva una volta, io vorrei veramente che fosse questa sera andiamo a letto ridendo, perché ridevamo, devo dire, c'era un'allegria. E quindi, come si dice, come direbbe il nostro amico, uno sgoccetto, una serpelleggina, e se ne andava a letto. Bello. Se c'è una domanda, qualcuno mi vuole chiedere? No, questo è appunto un libro fondamentale che raccoglie gli scritti di Maurizio sul contemporaneo e sarà, per dirla con Totò, una pietra emiliana. Però effettivamente, per parlare di Maurizio critico militante, critico di arte contemporanea, c'è tutta la parte delle mostre che è fondamentale. Certo, qua c'è qualcuno dei saggi in catalogo, però quello che era il lavoro per la mostra, che adesso un po' si è
un po' capito dall'intervento di Maurizio Di Puolo, era pazzesco. A me per esempio mi ha contagiato la febbre dell'allestimento, che era una cosa pazzesca, cioè era un cantiere, eravamo tutti impegnati nella costruzione di questo allestimento. Mi ricordo quello pazzesco di Maurizio che piacque tanto a Marrei per la mostra di Marrei al Palazzo delle Esposizioni. Ecco, questa parte è una parte fondamentale di Maurizio Fagiolo dell'Arco, critico militante dell'arte contemporanea. E nessun libro, per quanto meraviglioso, fatto benissimo, filologico, eccetera, purtroppo ce la potrà mai restituire. Chi l'ha vissuta ce l'ha nel cuore e la terrà sempre con sé. Non so se qualcuno se abbiamo ancora tempo e Fabio ha voglia di... Qualche domanda? Sì, se avete qualche domanda a cui... Il motivo per cui ha rinunciato alla cattedra universitaria. Forse con questo Fabio poi possiamo... Beh, in questo libro è pubblicata la lettera, la minuta della lettera che lui invia al ministro, nell'estate del 77, quindi qui può trovare, come dire, tutta l'argomentazione ufficiale che Fagiolo dà. Ma credo che sia stata una disaffezione motivata anche da un'esigenza di avere più libertà insegnando all'accademia, forse, o potendo, come dire, condurre in parallelo anche la propria attività di curatore. Lui la spiega come dire, un'istituzione assolutamente svilita, universitaria negli ultimi anni, e al punto da imporgli la rinuncia. Ed è da quello che sono una cosa che lui avrebbe sempre rivendicato con orgoglio, insomma, questa rinuncia, insomma, anche negli anni successivi. Che ha rinunciato. Io in questa pubblicazione che con Beatrice abbiamo accompagnato questo omaggio alla Galleria Russo a Maurizio, racconto un pranzo domenicale, io e Maurizio da Chiammetta. Io dicevo, ma Maurizio non puoi, era un concorso difficilissimo, avevamo fatto tutti migliaia di fotocopie perché poi i suoi titoli erano infiniti, eccetera. Un po' è una cosa importantissima. E lui continuava a ripetere, ha già deciso di non accettare, continuava a ripetere: si sa tutto, si sa tutto. Cosa volesse intendere con quel si sa tutto non lo so. Però certamente lui era talmente uno spirito libero che non si voleva fare ingabbiare in una carriera. E poi io penso che veramente, perché lui ha insegnato anche in accademia, ha avuto anche come studenti degli artisti come Felice Vedini, come Stefano Donati, che venivano anche a aiutarci a montare le mostre, però io credo che lui il vero insegnamento l'abbia fatto appunto nell'attività di curatore a chi gli lavorava vicino. Quello era il suo vero modo di insegnare il mestiere. Posso aggiungere una cosa soltanto? Lui, io l'ho conosciuto perché